Campo principale di oggi, lo stadio Francioni, dove arriva la capolista per Latina Hellas Verona. Giovanni Scaramuzzino. Hellas Verona, ovvero la voce del padrone alla Francioni, vuole alzare i toni e ritrovare l'acuto fuori casa la formazione veneta, che non conquista un successo esterno dal 5 novembre. 4-1 alla Spezia con doppietta di Fossati, oggi però squalificato. Barometro nerazzurro da tempo ormai fissato costantemente sull'Isobara pareggio, il tutto però nell'epoca dei 3 punti significa pressione di bassa classifica per la squadra, ma anche pressione sensibilmente più alta da tutti i punti di vista per i tifosi, che si interrogano anche a proposito del futuro assetto societario. Oggi l'ennesimo pareggio comunque, e sarebbe l'8º consecutivo, potrebbe anche essere considerato in maniera positiva, almeno inizialmente, visto che è di scena la prima in classifica, guidata dall'ex Fabio Pecchia, stagione 2012-2013, qui sulla panchina nerazzurra, nato a Formia ma vissuto a Lenola, sempre in provincia di Latina. Ma Mister X almeno qui non è un'incognita, il tecnico dei Pontini, Vincenzo Vivarini, se ne fa una ragione. Finito il girone d'andata si riparte senza troppi botti di mercato, gioca Roberto Insigne, fratello del napoletano Lorenzo, aggregato da diversi giorni alla squadra di casa, giornata serena, luminosa ma disturbata da un forte vento. Le formazioni: Latina, lo schema è il 3-4-3, davanti a Pinsoglio i 3 centrali arretrati sono Brosco, Della Fiore e Garzia Tena, a centrocampo i laterali di raccordo Bruscagin e Di Matteo, gli interni di manovra Bandinelli e Mariga, in avanti gli offensivi di fascia Scaglia e Roberto Insigne, il terminale offensivo è Corvia. Per il Verona lo schema è il 4-3-3, Nicolas in porta, difesa a 4 appunto con Pisano e Suprayan, gli esterni di contenimento Bianchetti e Boldor, i centrali arretrati, a centrocampo Zaccagni e Romolo, laterali di raccordo con Bessa interno di regia, in avanti Juanito Gomez e Siligardi, offensivi di fascia, Pazzini e la punta linea Corsini. Siamo all'interno dell'area. Scusami, il vantaggio del Latina. Brosco, Riccardo Brosco, il difensore in mischia, nuova situazione al Francioni, Latina 1, Verona 0, 9 minuto di gioco, a te la linea. Grazie Scaramuzzino. Un oceano di silenzio adesso il settore ospiti dello stadio Francioni, con il Latina che ha approfittato anche del vento a favore per sbloccare il punteggio di partenza. 3 angoli in pratica quasi consecutivi, sull'ultimo dei quali è andato a vuoto il tentativo di colpire di testa e allontanare sia di Bianchetti che di Boldor. Si era portato in avanti probabilmente per colpire di testa Riccardo Brosco, che si è trovato invece a stoppare un pallone comunque difficile, lo ha controllato con il destro, è riuscito a calciarlo in diagonale in qualche modo verso la porta alla nostra sinistra di Nicolas, che non è riuscito a opporsi alla conclusione del difensore, e quindi il Latina è in vantaggio da 1 minuto e mezzo. La reazione adesso del Verona con il tentativo di conclusione che vede Pinsoglio pronto alla respinta, il tiro di Daniel Bessa dalla distanza, l'ex Comasco si è coordinato per una battuta comunque interessante. Pinsoglio ha controllato in 2 tempi, si accinge al rinvio l'ex portiere del Livorno, che prima invita i suoi ad allontanarsi, poi cerca il lungo lancio a servire addirittura a Corvia, lo stacco aereo dell'ex romanista, il pallone smistato per Scaglia, tentativo di inserimento adesso sul settore destro da parte di Bruscagin, pallone che finisce però sul fondo. 12° minuto, Latina 1, Verona 0, gol di Brosco, a te la linea. Roba da Pazzini, scatenato l'attaccante capocannoniere del torneo, che però ha mancato 2 volte, non diciamo 2 facilissime, comunque 2 buone opportunità. Andiamo con ordine. 1 minuto fa c'è stato un tentativo in scivolata di deviare un cross proveniente da sinistra, è andato completamente a vuoto Pazzini, e il suo intervento mancato è servito a spiazzare il suo compagno di reparto Juanito Gomez, che in pratica non è riuscito a sua volta a controllare un pallone vagante, il tutto a 1,5 metri se non meno dalla linea di porta, con Pinsoglio che invece copriva il palo alla sua destra. Poi un'incursione tutta personale dell'ex attaccante di Atalanta, Fiorentina e Sampdoria, tra l'altro, ha battuto in diagonale di destro, non ha trovato lo specchio della porta anche in questa circostanza. Ci prova il Verona, che insomma in avanti riesce anche a fare qualcosa di significativo per controllare però le traiettorie alte in difesa di un pallone sempre più sballottato dal vento. Ci vorrebbe una retroguardia di gomma lacca più che di ferro battuto per adattarsi, plasmarsi, stringersi per poi riaprirsi, garantire quindi una tenuta ermetica proprio e una relativa tranquillità al portiere. Ancora una volta Latina in avanti, Insigne in
all'interno dell'area di rigore, il tiro, la respinta di Nicolas, più insigne che efficace nella circostanza l'ex giocatore della Reggina, che arrivato a tu per tu davanti al portiere si è lasciato ipnotizzare proprio dalla grande parata di Nicolas. Ma ripetiamo ancora una volta, il Latina è bravissimo, intelligente anche per le indicazioni della panchina di approfittare appunto dei lanci lunghi in verticale che stanno mettendo in crisi per via del vento la retroguardia e non solo quella del Verona. 36esimo minuto, conduce il Latina per 1-0, calcio d'angolo per i pontini, non c'è tempo per seguirlo, andiamo a Chiavari. Ritorniamo a Latina Verona. Con la formazione ospite vicina al gol del pareggio, mischia gigantesca, il Pazzini ha provato a deviare un pallone calciato in qualche modo da Boldor, il difensore rumeno, che si era proiettato nell'area di rigore avversaria per sfruttare la sua stazza fisica. È il momento di Cappelluzzo, in precedenza è entrato in campo Bruno Zuccolini come anticipato al posto di Romulo. Fatto sta che Bruno Zuccolini si è fatto notare subito per una ammonizione per gioco falloso. Esce Mattia Zaccagni che aveva provato la conclusione ribattuta da un difensore, prova il forcing guadagnando adesso un calcio d'angolo la squadra ospite, calcio d'angolo che seguiamo naturalmente in diretta. La porta è quella lato curva nord dove ci sono i supporter del Latina. Batterà col mancino Siligardi, entrato in campo, ultimo cambio a disposizione di Pecchia. Cappelluzzo va sul primo palo, pallone deviato, c'è probabilmente un fallo, anzi va ripetuto il calcio d'angolo perché la posizione non era quella ideale all'interno della lunetta, ma noi stiamo andando troppo per le lunghe, quindi al 41esimo sul punteggio il Latina 1, Verona 0, linea Chiavari. 45esimo minuto, conduce il Latina sul Verona per 1-0 in attesa. Floccari per il raddoppio della Spalla al 90esimo, Spalla 2, Benevento 0 Latina. Interrompo anche io, Giovanni, perché è stato concesso un calcio di rigore per il Pisa. A te. Raddoppio del Latina, 45esimo, Boacia. A questo punto il compito a Corsini di mettere ordine negli interventi. Latina 2, Verona 0. A te Filippo. Tieni pure la linea, racconta il gol e poi andremo avanti normalmente. Allora, gol in contropiede, un'azione bellissima con la velocità di Acosti e con la difesa veronese completamente sbilanciata. Gioco da ragazzi per il nuovo entrato, mettere il pallone alle spalle del portiere Nicolas. Ripetiamo, un'ottima combinazione appunto che ha visto protagonisti Acosti e Boacia. È tutto pronto, allora Garibaldi batte Manai. Allora, noi ricordiamo la successione delle reti. Poco fa il gol del 2-0 firmato da Boacia, in precedenza al decimo del primo tempo Brosco per il 2-0 clamoroso alla vigilia, meritatissimo sul campo fino al momento da parte della formazione di casa. 4 i minuti di recupero. Scusa Meini, festeggiano i tifosi del capoluogo dell'Agropontino al fischio finale. Latina batte Verona 2-0, reti di Brosco al decimo del primo tempo, di Boacia al 45esimo, un gol per tempo. Insomma, ospiti costretti alla resa per l'Hellas Verona sul Pontino Sventola. Bandiera bianca, a te la linea. Torniamo a Latina, commento su Latina Verona, Scaramuzzino in 30 secondi. Sì, anche meno, più che una precisa fisionomia. Questa partita è iniziata con una fisionomica dai tratti arcigni del centrocampo veneto, che però quasi mai è riuscito a dare velocità alla manovra. Neppure nella ripresa, con il vento a favore, il Verona ha creato i presupposti per ristabilire la parità. Dopo 7 pareggi trova il successo la formazione di Vivarini e il Verona non vince fuori casa dal 5 novembre quando batté lo Spezia per 4-1. Il successo del Latina per 2-0, le reti una per tempo di Brosco nel finale di Boacia e Corsini.